Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora, siamo su FC25 e voglio provare insieme a voi la modalità professionista con con un'icona che teoricamente ne aggiungono via via durante l'anno. Chiaramente sapete le scelte erano una donna, che non mi ricordo il nome, comunque una calciatrice, Andrea Pirlo, Titi Henry e Ruud van Nistelrooy. Ovviamente ho scelto Van de Man Van Nistelrooy. Partiamo dal PSV come nella carriera di Ruud e l'obiettivo è portarlo al Manchester United. Se piace, in caso me lo faccio da solo, se piace posso portare dei video. Quindi siamo alla prima giornata delle Eredivisie. Diciamo che ha tante robine questa modalità. Qua abbiamo la personalità. Facciamo un attimo vedere, eccolo qua, Ruud Van de Ven, individualista 109%, trascinatore 40%, generoso l'1%, quindi un buon porco, insomma. Qua abbiamo tutte le caratteristiche, vedi qua posso anche cambiarle. Allora, il pallonetto. Vabbè, Rudd era fortissimo, questa cosa, full forti di testa, tiro di precisione, acrobata, mastino, rapido e primo controllo. Esempio, voglio cambiare questo. Qua abbiamo tiro potente, primo controllo, illusionista, rapido, tecnico, questi non possiamo scaricare. Vabbè, con calma vediamo. Intanto mi tengo questi che sono quelli di Rudd. Poi abbiamo attività, qua abbiamo gli investimenti, creare un ufficio moderno. Allora, vediamo. Certe cose mi sembra che le ho già prese anche, eccole qua. Materasso ibrido, finanzia un pullman. Beh, costruisci quanto ci costa? 60k, abbiamo 807.000 euro, quindi ci sta. Dai, facciamo le cose. Beh, vai, ecco, per far vedere un po', mangiamoci i soldi così, va bene. Qua possiamo addirittura investire, stiamo investendo in microfinanza, linea di abbigliamento. Allora, vediamo su cosa possiamo investire. No, però cerchiamo di non spendere un po' troppo. Linea di abbinamento, no, questo abbiamo già fatto. Ok, basta, direi. Stagione abbiamo fatto solo amichevole, ha fatto un gol in amichevole, ma non sono andate bene, siamo a livello leggenda, però direi di partire, dai. Partiamo. No. Oh. Prima partita di Eredivisie. Siamo titolari e l'obiettivo è andare al Manchester United. Vediamo un attimo le divise. Ok, vabbè, avrei che le vedo anche sopra, sono abbastanza un pirlotto. Ok. E si parte, ragazzi. Prima giornata delle Eredivisie, l'obiettivo è far bene, non so di vincere perché ci sono altre squadre attrezzate, forse, non lo so, però noi abbiamo l'attaccante sicuramente più forte delle Eredivisie. Bangol 9. Beh, giochiamo questa visuale, se volete la serie e tutto, posso cambiare la visuale con quella standard. Io con questa qua non mi trovo super bene, però siamo a livello leggenda, ragazzi, quindi a livello comunque tosto. Rudd, subito Rudd, la squadra non è fortissima come nelle amichevoli che abbiamo trovato Tottenham, Napoli e abbiamo preso le bombe che sono gol ho fatto una cagata qua però. Dai fiori, vai PSV, riportiamo il PSV ai vertici. Rudd, molto bene Rudd. Sì, ma devo stare in avanti, io sono il bomber, cazzo. Rudd, subito Rudd. Rudd la dà mai fuori gioco probabilmente. Mm. Peccato. Capisce tutto e intercetta il lancio. Devo puntare anche alla nazionale, ovviamente, olandese. Bravo Rudd. E ora... troppo altruista, io sono Rudd, fiori. Ma sta visuale è difficile, però è un po' più immersiva. Rudd entra in area, Rudd! Ed è subito Van Gol! È subito Van Gol, 1-0, mamma mia, grandissimo gol. Grandissimo gol di Van Gol. Vediamola. Ha saltato il proprio marcatore e Boom! poi ha infilato imparabilmente il portiere. Ruud van Nistelrooy. 1-0 per l'attaccante olandese. Guardatelo, cioè,
ti fa gasare. Hanno aperto le marcature con questo gol. E 1-0. subito risponde alla grande dopo le prime critiche nelle amichevoli. Però dobbiamo puntare al Manchester il prima possibile, ragazzi, perché voglio far tornare grande una nobile decaduta, un po' come il Milan. Accompagnano l'azione. Tira. Trova la botta. Attenzione, madonna che PSV, si vede che è diminuita l'abilità delle avversarie. Col Tottenham e Napoli ho perso. Rud, Ottima Rud, lettura e nuovo possesso. Rud, Spinge e allontana il pallone. E subito l'olandesone volante, The Man, la piazza. Però cerchiamo di vincere per l'obiettivo, far benissimo il campionato. Esagera qui Dai, che e roba nostra. regala la rimessa. Mi ricordo che diventa un mito con PES, che vabbè, hanno fatto la storia di questo canale. Si limitano a far girare palla nella propria Bravo. metà campo e fin qui il gioco funziona. Provano a portare pericolo dalle parti dell'area avversaria. Bellissima Rud, diciamo che la velocità era proprio il suo forte. No, Recupera palla e fa ecco, volevo continuazione. crossarla, ma Rud deve ricevere i cross, cazzolina. Comunque è bellissimo giocare con le icone, questa è una cosa bella. Era un po' titubante se acquistare no, sto anno FC, diciamo che non avere Milan e Inter è una vergogna, però vabbè, giocheremo poco in Italia. Occhio, roba nostra. Oh, ne regala così! Mamma mia, ho fatto Potevano riprendere i fare gol in male maniera qui. atroce. Concede la Mamma mia. touche, la La rimessa touche, la laterale. touche. Vai Spondona, bravo. No, come cazzo la sba... Capisce tutto Bravissimi. e intercetta il passaggio. Involiamoci. Rud prova il lancio lungo ed è un lancio sublime. Azione che viene No, ma che fermata per cazzo, offside. Ha ma... visto bene, credo, l'assistente. Sì, Pier, era al di là dell'ultimo difensore. Inutile il tentativo disperato di rimettersi in gioco per ricevere palla. Prova a girare la difesa con questo pallone. Questa è buona, però che passaggi di Van Gogh. Rud, Allontana la calcio difesa del d'angolo, pallone. corner, va bene. Ci sarà calcio d'angolo, attenzione ai saltatori che provano a sfruttare le loro abilità. Sono di passarla a me di testa, cazzo. Sono io il bomber, la torre. Preferiscono non scoprirsi e invitano gli avversari a salire. Un buon PSV che si è rischiato di prendere gol. Dai Rud. Diciamo che non è nei dribbling la mia qualità. 8,6 comunque, nonostante il gol vittoria non ho il 9. Ci sarà solo un minuto di recupero. Occhio ragazzi, occhio! Azione da seguire. Però ha scalibrato male, palla che attraversa il Alta. difensore. Finisce il primo tempo, E buon primo così tempo del finisce il girone. PSV di Eindhoven. Guardalo. Vai. Seconda Primo frazione. pallone del secondo tempo giocato al PSV. Bakayoko. Bella. Palla questa. Occasione Bellissima perduta. azione, il PSV! Raddoppio! Approfitto di colpo. Incredibile Van Gogh, che golazzo! Che gol signori, che azione, che squadra. Per chi se lo fosse perso, questo è il gol di prima. Guardate che Onestamente, era scambi, difficile tic, sbagliare da quella boom. distanza. Ma ha mantenuto la giusta freddezza per Si parte mantenere. bene raga, E comunque a livello leggenda non è male, il penultimo livello diciamo, l'ultimo mi sembrava un po' estremo. Fa da schermo al pallone con il corpo. Occhio al suggerimento. Parte bene il campionato, è chiaro che siamo contro una squadra di basso livello. Pallone molto pericoloso questo. Palla buttata via. Comunque abbiamo 10, Perché ste robe? Calma.
Sanno portare a termine una grande operazione di mercato, assicurandosi le prestazioni di un giocatore che faceva gol a mezza Europa. È giovane, ma anche vero che ha già dimostrato di avere le stimmate del predestinato. Io ne ho visti pochi alla sua età Vai, fare Rud. le stesse cose. Lancio. Ho preteso un po' troppo. Mamma mia, qua. Voglio subito il triplettone. Mamma mia. Siamo contro il nulla però, eh? L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Stanno vincendo, finta rete di passaggi, non hanno Bellissima. ovviamente molta fretta. Bello sto passaggio. Non l'ho chiamata io, eh? Io volevo il cross. Da portare a casa i primi 3 punticini. Occhio. Fischia l'arbitro ed è dunque fuori gioco. Offside. La tattica di giocare in linea con i difensori non ha pagato, Pier. Dai, dammela a me. No, devi darla a me per fare la spondona, cacchio. Ha perso il pallone. Ok, Rud. Siamo seri la squadra. Palla interessante, attenzione. Mamma mia, come ce la scambiamo, raga. Una grande giocata, sì. Rud la mette in mezzo. Riesce a liberare, difese in affanno. Azione che non porta a nulla. Forza PSV, 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 PSV. Ottimo il tackle qui. Ancora 600 secondi alla fine. Bravissima stazione. Ah, qua ho sbagliato io. Qua avevo cappellato di brutto. Dai, andiamo a chiuderla. Mamma mia, bella parata qua del portierone. Serginho Dest. Finale che non dovrebbe riservare particolari sorprese perché il divario... Provo a lanciarmi e mi lancia, mi lancia, mi lancia. Rud se ne va. Vuole il triplettone, Rud. Vuole il triplettone. Peccato. Devo giocarmela meglio qua forse. Recupera il pallone. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Gennarino Gattuso Ale. 8. E si vince 2-0, man of the match, Rud Van Nistelrooy. Questo è veramente importante. Bella doppietta, partiamo alla grande. L'obiettivo di oggi erano i 3 punti, missione compiuta. Bravi ragazzi, bravi. Molto bene, va, guardalo. E Gennarino Gattuso Ale. Molto good. E vinco man of the match, signori, man of the match. Ok. Come? Ah, ma posso tenermelo questo, ok. Elogi ai compagni, fioi. Sì, è giusto. Sì, prima viene la squadra. Ok, abbiamo l'Utrecht, ok. Seconda partita, ce ne spariamo 3 oggi, eh? Mi piace molto questa modalità. E giocare con le leggende che amo è figo. Ok. Vabbè, allenamento, io come solito gli allenamenti tanto così, tanto insomma, non è che ho tanto bisogno. È comunque già forte. Molto bene, molto bene. Vabbè, investimenti adesso anche no, andiamo in partita. Al Philips Stadium. Pioggia, piove ragazzi, piove.
Eccoli È qua. una di quelle partite che non potete perdere se amate il calcio. Tara, La cosa tara, bella è che vi tara, divertite a tara, seguire tara, con tara, noi tara. tutti i giorni Guardalo! su EA Sports. È la stella del calcio olandese. Teatro del match, il Prato qui ad Eindhoven del Philips Stadion. Salgono i Vai. decibel sulle Al tribune. Pippo Stadion, signori. È avvenuto anche da parte di Lele Adani che mi affiancherà per il commento tecnico. Sfida da non perdere per tutti Vedo il gli campo bagnato, ma appassionati non vedo la di pioggia, forse non Eredivisie. si vede. Boh. In campo per questa sfida PSV e Questa è Utrecht. già una partita più impegnativa. Impressione il PSV ha ottenuto. Sono Occhio. arrivati i primi 3 punti, una vittoria che lascia ben sperare per il futuro. È fondamentale però rimanere con i piedi per terra e scendere in campo con lo stesso spirito visto nella prima partita. Ragazzi, campo pesante al Pippo Stadion. Pallone in area, ma non ci sono compagni pronti. Passaggio non propriamente eccezionale. Prova ad aprire verso il compagno. Occhio, occhio. Giocare interessante per il compagno. Siamo partiti male, eh? Possono andare dalla Si bandiera. soffre, Beppe, si soffre. Vado in area ad aiutare i compagni. La mette in area. Calcio d'angolo che non produce effetti. Ha partito molto bene l'Utrecht. Gran tiro. Occhio al pallone. Sveglia, raga. Dopo la respinta. C'è stata una deviazione. Sarà E rimessa con le Gennarino mani. Gattuso. La passa indietro. Ragazzi, dai, fuori. Biscillavo di felicità. Vai. Largamente sul fondo. Sì, perché lui voleva metterla nell'angolo più lontano, ma qualcosa evidentemente è andato storto a vedere il risultato. Vedremo se Van Nistelrooy terrà fede anche oggi alla sua straordinaria fama. Attaccante capace di fare reparto da solo, non perderla. impermeabile quando sta bene. E di diritto tra gli osservati speciali del match. Pier viene da una doppietta e tutti si aspettano altri gol da lui oggi. Sì, ho capito, ma... Gran palla questa. Ah, Van Nistelrooy. Murata. tira! Golazzo! Grande PSV! Bakayoko! Buono, non segno solo io, questa è una cosa che avevo paura, per fortuna non c'è. La Pippo curva domina. Ha eluso il pressing avversario trovando un gol con grande caparbietà e Grandi ragazzi. Dopo una partenza un po' difficile, il Bacca la mette. Ma dammi, lento. Cazzo, neanche fuori, ma che palle. Occhio ragazzi, occhio. Perché io mi chiamo Gennarino Gattuso Ale. E Gennarino Gattuso Ale. Occhio. Occhio qui. Grande intervento, ha risolto. Spondona, bravissimo. Dai che andiamo. Che poi Ruud dopo l'attaccante che sono io, nel senso magari. Cioè comunque è potente. Chiaramente Ruud tecnicamente cioè, neanche paragonabile, però il modo di giocare, sponda di testa, quindi non potevo scegliere altro giocatore. Certo se mettono Sheva, facciamo una carriera anche con Sheva. Certo con un Milan così un po' deprimente, però. Cercare il pali senza troppa fretta, Mamma mia. davvero male. Karsdorp. Dai fioi. Dalla, bravo, bella Ruud. Ancora trequartista proprio. Bravo il portiere, sventa il pericolo. Ruud. Bravo Van. Ottima determinazione in difesa, grandissimo. Stiamo giocando bene. Per lui avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. E anche la squadra c'è, Azione da seguire. Occhio!
Mamma mia E che gol che trova il hanno fatto. gol. È arrivata la Incredibile. parità. Pareggia l'Utrecht. È partita difficile oggi. Hanno pareggiato, dunque Oio. Oio come va pareggia. quarto uomo segnala un minuto di recupero. Bravissimo. Fuori gioco però. C'è il No, fischio, si intervallo, vabbè. chiude la prima frazione qui al Philips Stadium. È dura. Partita non facile al Pippo Stadium. Ok, completa 4 passaggi, realizzazione, vabbè. Non stiamo andando male singolarmente, però non Secondo stiamo tempo che è vincendo e bisogna cominciato, vincere queste risultato partite di in parità casa. con cui si sono chiusi i primi 45, grande equilibrio fin qui in campo. Gennarino. Pallone interessante questo. Rud. Van Nistelrooy. Cosa avevo messo? Intervento del portiere. Mamma mia ragazzi, stiamo giocando però. Corner battuto in mezzo. Ma perché non me la danno mai a me di Fuori testa? questo corner. Lascia partire Rud. l'intervenzione. Cosa? Madonna la Rove. Il Tottenham ha spazzato via le voci che si erano rincorse sull'ultimo acquisto. È arrivata l'ufficialità, la conferma del contratto. Penso sia davvero il giocatore giusto per questa squadra. Personalità, esperienza, intelligenza, e anche i compagni impareranno presto ad apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Dai però. Palla interessante, attenzione. Bisogna vincere cazzo in casa. Non buttano via il pallone. Occhio. Possono aspettare il momento. No, addirittura per. Mamma mia. Le dura Beppe, le dura. Traversa clamorosa dell'Utrecht. Però il portiere ha fatto una cappella, ragazzi. No, cumulativo maledetto. Intercetta il Come lancio, si sente il campo è pesante, Buona questa cosa. Il gameplay sembra migliorato parecchio, però non c'è il Milan e Inter non hanno la licenza. Cioè. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Una cosa che l'unica cosa sta veramente sui maroni. Un tiro impossibile. Madonna! L'alza sopra la traversa. Ci ho provato. Occhio al Oh, tiro di finalmente! Pagliarina. No. Non ci credo, palo, non mio. No, non mi arriva mai a me il cross, Azione che sfuma, qui potrebbe essere pericolosa. Che palo che abbiamo preso, madonna. Tentativo apprezzabile, meritava miglior Un palo per sorte. Palla ciascuno. respinta dal palo. Vantaggio 66esimo. e il risultato resta in bilico. Ma non così. Palla regalata agli avversari. Ma che passaggio mi fanno, madonna di Dio. 7,7. Si affacciano nella tre quarti. No, Intercetta il peccato. passaggio e interrompe la manovra. Peccato. Van Nistelrooy. Ah, bruttissimo questo. Qua ho sbagliato io. Segneranno certo con questi tiri. Nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa hanno dominato il dato sul possesso palla. Sono veramente da elogiare. Vai Rud, vai Rud, vai Rud. Rud si invola. Passaggi così mi mancano. Non sfruttano questo possesso. Per questo visuale è comunque difficile, Cerca un pallone profondo. No. Roba nostra, Va bravi. bene qui il possesso palla. Karsdorp. Vanno a cacciare il gol che potrebbe decidere il match sul cronometro. Manca. Cosa fa Rud? C'è il tiro. Madonna. Decisiva la Peccato. deviazione. 83esimo, stiamo rischiando di non vincerla. Ragazzi, occhio. Pressiamoli. Conclusione murata. Niente, l'Utrecht, ragazzi, è una buona squadra. Ci ha dato molto fastidio La oggi. sostituzione per il PSV. Dopo la classica partita balorda. No! Bravi. Buttala su, abbiamo ancora una chance. Mancano 3 minuti alla fine della partita.
Ci ho provato, Beppe. Pressing, fioi. Niente. È finita. Vai. 1-1, peccato. Un punticino alla al Pippo Stadion. Beh, che palle. Vabbè, non è che posso sempre fare la prestazione della vita, eh. Avanti. Ok raga, ho fatto anche gli allenamenti, mi sono anche migliorato con gli investimenti. Posso pronto, perfetto. Un po' di soldini arrivano. Anche se faccio solo quelli grossi, adesso non mi interessa dedicarmi più al calcio giocato. Vai. Siamo contro Zvolle. Ok, piove al Molton Road. Vai. È tra gli osservati speciali quest'oggi. Bisogna portare a casa, non pioverà molto secondo me qua nel nord Europa. Gara che si giocherà sotto la pioggia col Vai. bagnato, che potrebbe essere un fattore da tenere presente. Piero Gipardo vi dà il benvenuto, un saluto anche a Lele e a Dani. Voglio 3 punti, figli. Divise che promette di tenere viva la nostra attenzione dall'inizio alla fine. Una di fronte all'altra, Pex Volle. Brutto fallo. Può essere soddisfatto il PSV per questo inizio di stagione. Qualcuno però ha fatto notare come, calendario alla mano, ci si aspettava una classifica ancora più robusta. Quei due punti Lo so. strada non sono andati giù una parte della critica. No, non per i maroni adesso però, siamo a seconda giornata, siamo fuori gioco, lunga. Lunga. Il PSV, squadra che vuole tornare al successo dopo essere stata bloccata sul pari nel match precedente contro l'Utrecht. Come valuti le loro possibilità di fare risultato quest'oggi? Hanno pareggiato 1-1 l'ultima partita in casa, il risultato non ha soddisfatto appieno la dirigenza. C'è grande euforia, già. Sta bene di testa e di gambe, sinceramente penso sia la favorita per la vittoria oggi. Dai. No, mi dà yellow card. Ancora per il fallo di prima, mandate a cagare. Peccato perché la potenza c'era. Cartellino giallo per l'olandesone. Giallo per l'autore del fallo precedente, l'arbitro ha atteso il momento ed ecco il cartellino. Calma, Kume, calma. Palla riconsegnata agli avversari. Troppo bello l'inizio. Siamo già arrivati, scesi sulla terra. Pallone molto pericoloso questo. Molto sullo stretto giochiamo. Fuori gioco. Devi darmela subito, se no. No, di là, ma Dio. Occhio. Buono il lancio, sbarcante. Fuori. Palla che finta abbondantemente fuori. Questo tentativo è da dimenticare, bisogna mirare meglio. Ok, spondona. Tic. Finalmente hanno capito che devono darmela a me. Pallone che passa agli avversari. Faccio fatica, ragazzi, faccio fatica. La cosa è ampiamente ufficiale. La gioca in verticale. Intercetta bene qui il pallone. Mauro Junior. Ma che cazzo fa? Mamma mia. Out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Sarà da bestemmiare in polacco antico, ma ci siamo. Lente. Ha il supporto dei compagni. Ottimo recupero del pallone. Occhio. Chiamato in causa bene
bene. Mamma mia, Fiois, le dure, le dure, le dure. Per spezzare l'equilibrio. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in Crisi già PSV? dei tifosi, è tutto un programma. Mamma mia, l'ho vista dentro. Un PSV in difficoltà. Se lo starà chiedendo anche lui, vedrai. Il dato sulle conclusioni testimonia le enormi difficoltà incontrate finora dalle due squadre nel provare a costruire le palle gol. Speriamo E solo qua, che i partiti si peccato, precisi. 5,7. Mamma mia, crisi nera. Dopo un inizio Posizione scoppiettante. irregolare, tutto fermo. Non ha Sono letto bene il l'attaccante, movimento che mi per basta attaccare un'occasione, il dai. di entrare era tardi. No, troppo subito però, cazzo. Dente. Dente. Prova ad andare. Bravo, dai. Presa sicura. Buono. Azione pericolosa. Buono, 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 bravo. Rude di testa. Cosa gli ho messo? Cosa gli ho messo? Van Gaal. Di rabbia, di classe, di potenza. L'olandese. Cioè. Mamma mia che bel gol. Guarda qua. La stoppo da campione e di sinistro la appoggia. Terzo gol in 2 partite per Ruud van Nistelrooy. Dopo lo scadere del primo tempo. Un godimento atrocissimo. Vai. Tutto pronto. Continuiamo così. Da inizio alla seconda metà di gara. L'alza per mettere alle spalle della difesa. Ci ho provato. È in buona posizione. Occhio alla botta. Roba mia, roba mia. Il portiere, senza difficoltà. Sponda. Pac. Dammela. Bravo Ruud, vai Ruud, vai Ruud, vai Ruud, vai Ruud. Vai Ruud. Bellissimo dribbling. Tira, tira, tira. E c'è anche l'asse. Gennarino Gattuso. Scusate, ma ho un Gennarino Gattuso nell'anima proprio. Io voglio andare al Man Red, però. Cioè, devo fare la carriera di Ruud e poi chissà, magari anche al Madrid. Può contare sull'aiuto dei propri. Bisogna ripercorrere la carriera del talentissimo. Thomas. Lascia partire. Occhio, bravo. Abbiamo un primo tempo orrendo nella ripresa, ragazzi, siamo partiti a bomba. Buono, buonissima azione. Come giochiamo bene. Ottima lettura e nuovo possesso. No, sul fuorigioco, sul fuorigioco. Il PSV sogna. Forza lo PSV, forza PSV. Si portano nella metà campo, avversari a caccia del varco giusto. Molto bene. Interessante, così non è stato. Da, bellissimo. Per il Bacca, per il Bacca. Tira! Mamma mia che fisicone che ha. Scusate un attimo. Qua. Scusate. Palla rimpallata. Tira! Ah, troppe tacchetti, robe. Ragazzi, si gioca concreti, Provano a creare gli spazi.
Azione che sfuma e Mirax ha sventato. Palla in verticale sull'attaccante. Risolve problemi. Vai Rud, bravo Rud. Ah, qua me l'ha presa bene. Che a volte sono lenti, io me la passi su dopo, se perdi il momento non puoi passarmela dopo, però. Cross al centro. Comoda qui l'uscita del portiere su questo lancio. Bakayoko. Dai Rud. Benissimo passaggio. E subito me la dai. Bravo, che bello, che bello! Perché? Non crea problemi al portiere. Vente. Riesce a tenerla in gioco. Dai Fiori, però. Niente. Ci sarà un minuto di recupero. Dobbiamo pressare di più però, perché adesso è andata bene, però a volte lasciamo troppo giocare. Ecco, così. Per carità, qua ha sbagliato anche lui, però. Buono, cominciamo bene la nostra avventura con 7 punti in 3 partite, 3 gol fatti su 3 partite. Serviva una vittoria per recuperare terreno e portarsi a ridosso delle posizioni che gli competono. Buono, buono. Molto bene. Tanto il Twente vince 5-1 contro il NEC e Sparta Rotterdam perde, non ho visto contro il... Good game. Sì. Hey, amigo. Muy bien. Perché amico? Ma anche Sporossimino Olanda, That's what I'm talking about. And now they want to talk to you. Eccolo qua. Godo. Godo. Buono, grandissimi. Molto, molto bene. Per i prossimi video se volete la serie. Ciao!